Primo giorno con intoppo per la nuova app della sosta messa in campo dal comune di Treviso per consentire a chi arriva in città di individuare i posti auto liberi, farcisi accompagnare dal navigatore e pagare il parcheggio sempre tramite smartphone. Servirà del rodaggio come per tutte le novità. Chi l'ha sperimentata, incuriosito, l'ha trovata un po' macchinosa. In tanti l'hanno scaricata fin dal primo mattino. Non tutti in realtà hanno materialmente potuto farlo. Se è stato immediato l'accesso per gli apparecchi con sistema operativo Android, l'applicazione non è ancora disponibile per gli iPhone nello store della Apple. C'è qualche problema legato al fatto che noi abbiamo spedito l'app in tempo utile sia a chi usa Android che usa il sistema iOS, cioè per l'iPhone e per tutto il sistema Apple. Stiamo aspettando che loro la pubblichino, noi non abbiamo più in mano l'app, è di loro gestione, il comune non può entrare sicuramente, ma nessun altro può entrare all'interno dei loro sistemi. Dicono che stanno lavorando, è questione di poco tempo. Ci vorrà dunque qualche settimana di attesa. Abbiate un po' di pazienza, sarà colpa del caldo anche per la città di Cupertino.